Continuiamo con Clinton da pagina 40. La rappresentazione scenica che anestetizza la critica sociale. Se Clinton provasse vergogna, il processo di riabilitazione, sia individuale che collettivo, sarebbe molto più lungo e articolato, ben lungi dal divenire uno show televisivo. Nello stesso tempo è come se, chiedendo ripetutamente scuse in pubblico, meglio recitando scuse pubbliche, si levasse il peso dell'azione commessa dallo stomaco, quasi come se bastasse un discorso in TV per fare pace con la morale dominante, archiviare la pratica e tornare a pensare alle questioni di Stato. Nasce così la formula del chiedere scuse in pubblico da parte dei politici per mettere le cose a posto. Soprattutto viene capovolta la tendenza emozionale che caratterizzava il comportamento pubblico dei politici di professione. Dopo Clinton, proprio perché pubblico e privato si mischiano confondendosi, vengono legittimati lacrime, scuse, piagnucoli, urla, improperi, occhiolini e una sfilza di altri tic emozionali, molti dei quali rientranti in celate tattiche elettorali. Proprio come l'agire sociale messo in atto da Clinton, un agire composto da emozionalità e tensione razionale verso il raggiungimento di uno scopo. E non importa se e quanto siano sincere le emozioni manifestate dai soggetti, quello che conta è che si sappiano recitare quelle adeguate al contesto in cui ci si trova. Lacrime, soltanto lacrime a un funerale, e sorrisi e risate a un matrimonio, per generalizzare al massimo la questione. Sul grande palcoscenico della politica inizia ad avere maggiore potere chi riesce a manifestare di più le proprie emozioni, ad apparire umano, a toccare il pubblico. E si badi bene, ciò non significa escludere un controllo su di esse, tutt'altro. Le emozioni vengono utilizzate, gestite, messe in scena, ma non ci si lascia trasportare irrazionalmente da esse. Il gesto eclatante del Presidente degli Stati Uniti, la manifestazione di emozioni in apparenze negative, debolezza, influenzabilità, volubilità, quel comunicare a milioni di persone di essere umano come è con gli altri, non invincibile né impenetrabile, dà il via a una serie di comportamenti tesi apparentemente alla condivisione emozionale e a un avvicinamento tra politico di professione e cittadino, nonché a un'apparente fusione tra pubblico e privato. Da quel giorno del 1998, infatti, l'uomo politico appare come colui che deve manifestare le proprie emozioni e i propri sentimenti in pubblico per avvicinarsi alla gente comune, in quell'ottica di partecipazione politica terapeutica che spinge i soggetti a condividere ciò che sentono, senza chiudersi nelle formalità e distanze del ruolo istituzionale. Come ha puntualmente evidenziato Lacroix, i politici devono rispondere in modo adeguato alla domanda emotiva dell'opinione pubblica. Essi non potranno esimersi da mostrarsi umani, compassionevoli, empatici. La collettività si riconosce nell'immagine di uomini capaci di vibrare. Ecco, adesso passiamo a finito Clinton, passiamo a Obama, siamo a pagina 41. Il titolo è Piangi, Presidente, piangi. Se Obama si riprende la scena. Clinton sdogana le lacrime in pubblico, le utilizza più e più volte e seguendo il suo esempio, lo straripamento emozionale caratterizza diversi politici di professione negli anni a venire. Un politico che piange è un politico che vibra, che mostra di provare sentimenti, che non ha paura di manifestarli e di affrontarli in pubblico. Le lacrime divengono così strumento di convincimento elettorale, da George Bush che si lascia andare al pianto a piè sospinto, dal parto della sua cagnetta all'ascolto dell'inno nazionale, fino a una performance musicale sull'Air Force One, all'ex ministro italiano Elsa Fornero, le cui lacrime nella famosa conferenza stampa in cui si annunciava la storica e sanguinosa per molti italiani riforma delle pensioni, fece il giro del mondo, fino ad arrivare a Barack Obama e al suo pianto ringraziamento in conclusione della campagna elettorale per il secondo mandato presidenziale. Qui c'è una cosa scritta in piccolo che non leggo. Vado avanti. I politici americani citati da Zucconi che hanno sfoggiato lacrime e commozione, rientrano tutti in quelle dinamiche della politica emozionale che vuole soggetti capaci di stabilire un'empatia con i cittadini, di sentire le sofferenze, oltre che gioire, degli altri, di immedesimarsi almeno per qualche minuto e una serie di primi piani nell'esistenza altrui. Queste ultime spesso caratterizzate da molti zero in meno sul conto corrente e tanta rabbia in più.
Con un pianto e un abbraccio si può arrivare a colpire il lettore, ma è possibile raggiungere l'obiettivo anche intonando una canzone o affrontando a muso duro un avversario politico. L'importante è che tutto avvenga in pubblico, e quanto viene insegnato dallo staff di Obama, il quale, lanciata la campagna elettorale presidenziale per il secondo mandato, risponde alle critiche di chi vedeva il presidente come stanco e seduto sulla poltrona, con delle azioni emozionali che andranno a infiammare nuovamente il cuore degli statunitensi desiderosi di fremiti. Siamo nel febbraio 2012 e Obama mette in scena 3 mosse per ritornare mattatore, per riprendersi quel palcoscenico pubblico emozionale che per qualcuno sembrava non gli appartenesse più. Per far capire agli sfidanti repubblicani con chi se la sarebbero dovuti vedere nella competition, Barack, l'affabulatore, risale sul palcoscenico con una carica di grinta e di autenticità rinnovata e trascina con sé la First Lady. Con buona pace di chi lo dava per dormiente o peggio abbattuto dalla dura vita del presidente di quello che ancora risulta il paese più potente del mondo. Ripercorriamo le mosse. Prima, nel corso di un discorso all'Apollo Theater di New York per raccolta fondi, Obama rompe la monotonia del suo speak istituzionale intonando la prima strofa della canzone Let's Stay Together di Al Green, che lo aveva preceduto su quel palco. E lo fa da istrione, inizia a intonarla, si ferma, ricomincia, canta tutta la prima strofa sorridendo, con pathos ma con gli occhi bassi, come se stesse straripando dal copione previsto, andando oltre la scaletta prestabilita. E il pubblico, come quasi sempre accade quando si tratta di un personaggio famoso che compie in pubblico gesti consueti per la maggior parte della gente comune, apprezza e applaude. E Al Green ringrazia, visto che nel giro di una settimana il suo pezzo del 72 ritorna tra le canzoni più richieste degli Stati Uniti. Seconda mossa, nel corso dell'incontro nello stato dell'Arizona, Obama ha un duro faccia a faccia con la governatrice di quello stato, la repubblicana Jean Brewer, colpevole di aver varato una severissima legge anti-immigrazione, oltre che di aver maltrattato il presidente in un suo libro. Obama, appena sceso dalla scaletta dell'Air Force One, affronta la questione di petto sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Phoenix. I due si appartano e dopo un ravvicinatissimo e caldo scambio di battute a quattro occhi in cui la Brever punta il dito in faccia al presidente, Obama la pianta lì, in asso, con lei che non ci crede che stia davvero succedendo, e lui che è già lontano perché lo insegna l'Actor Studio di New York, che è un grande attore, lascia il palcoscenico prima degli altri. Terza mossa, e qui entra in scena la First Lady, quella Michelle che è ospite del salotto di Ellen DeGeneres, uno dei talk show più seguiti degli Stati Uniti, dopo aver mostrato un'invidiabile preparazione fisica attraverso la pratica di una serie notevole di flessioni, racconta con nonchalance le abitudini domestiche del marito. Afferma che è disordinato, lascia i calzini in giro. Per la precisione le appende alle maniglie delle porte. In altri termini, Michelle si comporta, in diretta nazionale, come la stragrande maggioranza delle donne del mondo occidentale, che nel corso di conversazioni femminili in un caffè o al telefono raccontano vizi e virtù dei loro partner, amanti, fidanzati, mariti. Lasciarsi andare ad azioni ordinarie, canticchiare il motivetto della canzone appena ascoltata, dire in faccia quello che si pensa a un avversario senza timori reverenziali, il dialogo all'aeroporto, rendere pubblici comportamenti che di solito si ritengono sconosciuti e sideralmente distanti dai signori del mondo, il racconto televisivo di Michelle, non fanno altro che avvicinare il politico al cittadino, mostrarlo come uomo comune con abitudini, vizi e difetti simili a quelli dell'intera umanità. E tali regole sono ben conosciute dagli spin doctor di oltreoceano. Non a caso, forse in un fuori programma, questo sì, non programmato, alla fine della performance canora sopra citata, Barack esclama, rivolto verso le quinte: lo aveva detto ai ragazzi là dietro che lo avrei fatto. Si creano così conversazioni da salotto in cui il politico sorridente è compagnone, oppure contrito e affranto, mostra o finge di condividere le emozioni degli altri e con gli altri, perché non è detto che tutte le emozioni siano sempre costruite ad hoc. A volte potrebbero essere anche sincere. Nuovo paragrafo, emozioni a specchio. Se si mostrano di provare emozioni positive in un discorso pubblico e in pubblico, possiamo essere certi che la maggior parte dell'uditorio entrerà in empatia con il relatore. E tale empatia si creerà anche nel caso in cui si raccontino vizi privati in pubblico, poiché allo stupore iniziale seguirà la comprensione degli uditori spettatori, dovuta alla consapevolezza che nessuno di questi ultimi, di solito, può arrogarsi il diritto di lanciare la prima pietra. Esempi del genere rientrano non di meno in quella politica terapeutica sopracitata che vede il soggetto detentore
no, il soggetto detenente potere, condividere con il pubblico, in pubblico, i suoi vizi privati, chiedere aiuto agli ascoltatori, in questo caso a un'intera nazione. L'unica sua colpa è quella di essere un uomo, nient'altro che un uomo. Non a caso nei commenti presenti su YouTube ai video di Michelle che racconta il marito nel talk show, il verbo che ricorre più spesso è umanizzare. E questa è la prima delle 5 tattiche di micropolitica teorizzate sociologicamente da Clark, ossia 5 modalità attraverso le quali le emozioni, lungi dall'essere puramente naturali e incontrollate, possono essere costruite in base alla situazione sociale in cui ci si trova, usate in maniera intelligente e funzionale al politico. Riassumendo, scopriamo che, primo, esprimere emozioni negative o trattenere emozioni positive ha lo scopo di indurre nell'interlocutore paura o vergogna, mettendolo quindi in una posizione di svantaggio. Esempio di Obama con la governatrice dell'Arizona sulla pista d'atterraggio. 2. Viceversa, esprimendo emozioni positive e trattenendo quelle negative, gli altri soggetti saranno indotti a esprimere atteggiamenti di simpatia e solidarietà. Si veda Clinton. 3. Riuscendo a controllare il livello emozionale dell'altro, magari facendogli perdere la calma attraverso un atteggiamento di freddezza e distacco, si raggiunge il risultato di spiazzarlo e farlo sentire a disagio. È quello che subisce il senatore Muschi. 4. Suscitando nell'interlocutore sentimenti di lealtà e obbligo, si avrà una reazione non conflittuale da parte di quest'ultimo. In un certo senso è un altro modo per definire il rapporto do-ut-des che caratterizza la politica italiana. 5. Esprimendo emozioni positive che segnalano la propria superiorità e l'inferiorità dell'altro, si può assumere un atteggiamento di condiscendente superiorità verso l'altro. De Gaulle e Mitterrand. Ma chi ha dato la lezione su quest'ultima tattica è Silvio Berlusconi, se si considerano in particolare i comizi che tiene nel 2010 nominando il suo partito come il partito dell'amore, che si preoccupa esclusivamente del bene del paese e dei cittadini, etichettando le conseguenze dei rivali come coloro che generano invidia, ostilità e malessere. Gli altri, i suoi rivali politici, vengono accusati di essere coloro che dipingono la realtà sociale a tinte cupe e fosche, parlano sempre di problemi e mai di cose belle, non si preoccupano in altri termini di tirare sul morale dei cittadini. Mentre Berlusconi è colui che rappresenta quel partito che pensa all'amore e alla sua diffusione, appunto, che non lesina barzellette in pubblico, che ostenta la sua vita mondana, viaggi, ville, feste, vacanze, abbigliamento, al fine di convincere i cittadini che lo stato delle cose in Italia non è così preoccupante come certi partiti lo descrivono. In realtà tale atteggiamento viene amplificato dall'attentato subito da Berlusconi a Milano nel dicembre 2009, quando nel salutare la folla riceve un oggetto contundente in volto. La reazione a tale incidente è proprio quella di calcare la mano e l'immagine sulle buone emozioni, sia in termini di pose pubbliche che di discorsi, con l'obiettivo di diffondere un'immagine in un certo senso distorta della realtà sociale. Nelle dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi, infatti, come nella maggior parte delle apparizioni pubbliche dei mesi seguenti, è tutto un susseguirsi di frasi come l'amore vince sempre sull'odio, ripetute in un atteggiamento quasi catartico, ipnotico, con tanto di pubblicazione di libri a firma proprio di Berlusconi, dal titolo L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Della serie, per quanto gli altri esponenti politici parlano di crisi, disoccupazione, pressione fiscale e altri problemi sociali, tutto si risolverà per il meglio e votare per il partito dell'amore significa avere una visione positiva e ottimista della vita, che non potrà che fare bene sia individualmente che collettivamente. Ciò viene supportato dal fatto che anche di fronte a un simile evento, Berlusconi continua a rivolgersi ai suoi avversari con rispetto e non incitando all'odio, come invece veniva fatto dai partiti rivali nei suoi confronti. Comportamenti in apparenza irenici, ma che nascondono tattiche sottili. In termini più strettamente sociologici, Berlusconi mette in atto 2 delle tattiche emozionali di micropolitica evidenziate da Clark. Uno, manifestando e veicolando emozioni positive, favorisce l'insorgere delle stesse nel pubblico che lo ascolta, sia dal vivo che attraverso i media. Funzione specchio delle emozioni, guadagnando così estimatori e lettori. 2. Di conseguenza, etichettando i rivali come quelli poco propensi al sorriso, alla risata, al divertimento, e quindi portatori di emozioni negative come la tristezza, l'astio e la malinconia, nonché l'odio nei suoi confronti, si rivolge a loro con un atteggiamento di condiscendente superiorità. Un po' come in Clinton, anche in Berlusconi siamo quindi di fronte a una gestione tattica delle sue emozioni, al fine di ottenere consenso politico e sociale. Un sorriso, una risata, una barzelletta, una pacca sulla spalla come placebo sociale, pozione da somministrare agli ascoltatori. Inoltre, come è stato evidenziato, manifestando tali comportamenti emozionali,
Berlusconi segna il passaggio dalla politica spettacolo alla politicizzazione dello spettacolo, dai media come oggetto ai media come soggetto, attraverso cui veicolare e manifestare potere. Appare così l'immagine del politico istrione e trascinatore, a metà tra il mago e lo sciamano, che ha il dono di far fremere i cittadini, gli ascoltatori, il pubblico e trascinarli nella messa in pratica di riti sociali. Attraverso l'utilizzo di una prossemica studiata e una gestione razionale rispetto allo scopo delle emozioni da mostrare, manifestare e condividere a seconda del contesto sociale, il politico scopre così l'arte della persuasione emozionale da palcoscenico, della recita a soggetto. L'obiettivo è quello di dire ai cittadini quello che si aspettano di sentire, di costruire un setting adeguato alla circostanza in cui si va a parlare, di creare quell'empatia nei confronti degli ascoltatori che potrebbe rivelarsi fondamentale alleata nella costruzione del consenso. Adesso leggiamo il paragrafo sul Bel Matteo, si intitola così: l'emozione arriva prima, la svolta del Bel Matteo. In Europa il successore di Berlusconi in termini di presenza e trascinamento emozionale è un altro italiano, Matteo Renzi. Se c'è qualcuno che sembra aver imparato a memoria le regole di gestione e comunicazione emozionale al fine di costruire consenso, quello è proprio l'ex sindaco di Firenze, divenuto a 39 anni il presidente del Consiglio più giovane della Repubblica Italiana. Renzi rappresenta l'aggiornamento del ruolo di rimente delle emozioni, sia nella politica faccia a faccia che in quella mediata. Se si considerano soltanto gli anni 2013-2014 è possibile evidenziare una serie di comportamenti e azioni messe in atto da Renzi e probabilmente concordate e pensate con i membri del suo ufficio di staff, che si sono rivelate vincenti in termini di acquisizione di consenso. Analizziamone qualcuna. Appare sulla copertina dei magazine patinati come Vanity Fair. Qui viene fotografato con occhi socchiusi, viso conciliante, camicia bianca, con maniche rialzate, intento da lasciare il nodo della cravatta, e nella parte inferiore della copertina la scritta "Il Salva Italia", o Chi, in cui si specchia con il personaggio di Fonzi della storica serie TV statunitense Happy Days, con tanto di giubbino di pelle. Accetta l'invito a partecipare nelle vesti di ospite a trasmissioni di prima serate che fino a quel momento vengono ritenute tabù dai politici, per l'apparente poca sostanza che veicolerebbero. Mi riferisco ai talenti show italiani di Amici, condotto dalla presentatrice Maria De Filippi e programmato in prima serata su Canale 5, in cui gruppi di giovani promesse della danza e del canto si sfidano tra di loro. Renzi, ancora nel ruolo di sindaco di Firenze, accetta l'invito e si presenta in TV con lo stesso giubbotto di pelle nera con cui appare sulla copertina di Chi, t-shirt nera e pantalone casual. Saluta un pubblico in ovazione, lanci ripetuti in bocca al lupo ai concorrenti e non lesina pollici alzati in segno di ok nei confronti del pubblico. Parla pochi minuti, resta nei tempi televisivi, quelli giusti per tollerare un discorso politico pronunciato da un politico all'interno del talent show. Ma in questo caso siamo in presenza di un politico sui generis. In quei pochi minuti Renzi, primo, manifesta la sua evidente capacità di comunicazione emozionale. Parla di speranza e afferma subito che la politica è una parola brutta, ma allo stesso tempo può aiutare, se fatta con il cuore, a realizzare i sogni di una popolazione e a premiare il talento. 2. Richiama i colleghi che lo hanno criticato per la decisione presa di partecipare al programma, definendoli quei politici meno felici e chiedendo al pubblico di perdonare i politici che fanno polemiche sui talent show, ma di non perdonare quelli che vogliono cancellare il talento, privilegiando la raccomandazione. 3. Non nasconde lo stato di profonda difficoltà in cui continua a versare l'Italia e chiede aiuto. Chiede al pubblico presente di credere nella New Generation renziana, che dovrebbe essere portatrice di un nuovo modo di fare politica, nonché di una Pax Construensi tra cittadini e rappresentanti, per ripartire dalle rovine e costruire qualcosa di nuovo. In 5 minuti Renzi condensa le capacità comunicative di Clinton nella trasmissione di emozioni positive di Berlusconi, senza dimenticare di muoversi sul palcoscenico da attore navigato. Se analizziamo nello specifico tali messaggi possiamo notare un passaggio dal programma al personaggio, dalla parola all'immagine e sopra ogni cosa l'obbligo di trasmettere emozioni positive. Prima considerazione. Renzi arriva sul palcoscenico di un talent show vestito sportivo, casual. Risultato, il pubblico principale di Amici lo riconosce.
Può arrivare a pensare che sia uno come loro, che vesta come loro e che utilizzi una gestualità comune e gradita. Occhiolini, pollici alzati, baci a braccio con la presentatrice. Quest'ultimo comportamento è alquanto usuale in quel contesto, perché è manifestato da tutti gli altri ospiti e dai concorrenti eliminati. In altri termini, il politico si distacca dall'immagine classica del politico, via l'abbigliamento costituito da giacca e cravatta o anche pullover, e utilizza un approccio comunicativo veloce, diretto e giovane verso i giovani. Seconda considerazione. Renzi parla poco ma dice molto, o comunque colpisce con le sue affermazioni. Un politico che tiene la parola soltanto per 5 minuti è già una notizia, ma il punto è che lo fa utilizzando un linguaggio per nulla tecnico, tanto che afferma subito che la politica, almeno come appare oggi, è brutta e che lui per farla bene ha bisogno dell'aiuto di tutti. Si verifica quindi uno stravolgimento delle regole di comunicazione politico-cittadino, che in realtà era esattamente quello che faceva Clinton quando chiedeva aiuto ai cittadini statunitensi condividendo i suoi problemi. Non è il politico che impone il verbo in un rapporto univoco di comunicazione di potere discorsivo, bensì viene chiesto al pubblico di dare una mano al politico, una sorta di politica 2.0, alla quale neanche Berlusconi aveva ancora pensato. Inoltre, restando per pochi minuti sul palcoscenico a parlare, Renzi riconosce il suo ruolo di ospite e mostra rispetto per il senso del programma, non togliendo spazio ai giovani concorrenti. Terza considerazione, Renzi ripropone un atteggiamento berlusconiano nella manifestazione delle emozioni positive. Afferma che gli altri politici, quelli che hanno criticato la sua partecipazione televisiva, sono poco felici. Di nuovo l'esempio di Berlusconi, manifestazione di emozioni positive e sottolineatura di quelle negative che caratterizzerebbero i colleghi rivali. Inevitabilmente, anche seguendo lo schema di Clark, ciò si traduce nell'invito rivolto al pubblico a non perdonare, ossia a non votare quei politici che ignorano il talento, privilegiando la raccomandazione. Ciò potrebbe tradursi in un atteggiamento di condiscendente superiorità nei confronti degli altri politici, che tuttavia ispira sicurezza e forza nei confronti della maggior parte degli ascoltatori. Linguaggio, postura, gestualità. Questi tre elementi in Renzi esprimono continuamente emozioni. Di solito sono positive. Ben conscio di essere riconosciuto, in un certo senso anche atteso dai cittadini, si preoccupa di apparire emozionato, di partecipare sentimentalmente ai discorsi intrapresi e ai problemi che gli vengono sottoposti, di condividere un sentire con il cittadino. E ciò accade perché in una società sempre più drogata emozionalmente, egli deve rispondere in modo adeguato alla domanda emotiva dell'opinione pubblica. Non può esimersi da mostrarsi umano, empatico e propositivamente partecipe. Non è soltanto il politico, si badi, che deve manifestare le proprie emozioni, egli deve fare anche i conti con quelle degli altri, cittadini, lettori, colleghi. No, anche, dunque, egli deve fare anche i conti con quelle che gli altri, cittadini, lettori, colleghi, gli rivolgono. E adesso reagire. Restando sull'esempio proposto da Renzi, è possibile riflettere sul rapporto con le videointerviste e le presenze in TV intraprese da politici di professione. Si comprende che rilasciare una dichiarazione su un argomento di attualità sia fondamentale per la costruzione di quel capitale reputazionale precipuo per la sopravvivenza politica del soggetto. A prescindere dalla conoscenza di quello specifico argomento, ci sarà sempre un collaboratore che aggiornerà il politico con un SMS o passandogli il tablet che riproduce un sito pronto a informare sulla notizia. Questo perché la videopolitica svolge una funzione incidente nella costruzione del consenso. Farsi riprendere o autoriprendersi mentre si rilascia una dichiarazione, canale TV, YouTube, Facebook, Instagram, altri social, significa entrare nell'immaginario dello spettatore, probabile lettore. Significa deviare l'attenzione dello spettatore sull'immagine invece che sulle parole, sulla gestualità invece che sul contenuto del discorso, sulle emozioni, appunto, che quella foto o video trasmettono. Ho definito tale utilizzo dei media come una teatralizzazione politico-mediatica delle emozioni, perché esiste sempre una scena e una retroscena che il politico e il suo staff costruiscono al fine di trafiggere lo spettatore con immagini e spettacoli da apparire realistici, quando invece sono spesso frutti di abili gestioni sceniche e emozionali, come ho avuto modo di osservare approfonditamente nel corso di recenti ricerche etnografiche. Sull'argomento, l'analisi svolta da Meirovic è estremamente affidabile. Leggi pagina 52 che è scritto piccolo piccolo, io adesso non lo leggo, anzi, finisco qua, finisco a pagina 52, alla prossima.